Abbiamo visto che sono entrati in consiglio regionale dei rappresentanti di liste che hanno raccolto l'1, l'1,5% a livello regionale. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 3,3% e nonostante questo è tenuto fuori dal consiglio regionale. Noi crediamo che l'intenzione dell'elettore fosse chiarissima perché nel nostro caso non avevamo una coalizione, avevamo una unica lista che sosteneva ovviamente un candidato presidente che ha sottoscritto. Con il 3,3% di preferenze ottenute i pentastellati sono fuori dal Consiglio regionale, ma c'è un però. L'incidente sostanzialmente che ha coinvolto il movimento nasce dal fatto che parte degli elettori hanno dato il loro voto a Enrico Cappelletti senza barrare la lista del movimento, portando così il candidato ad avere un risultato migliore rispetto a quello dell'unica lista che lo sostiene. E così, poiché la coalizione per passare vuole il 5% delle preferenze, i grillini sono rimasti fuori, avendo ottenuto come unica lista soltanto il 2,7%, non superando la soglia necessaria del 3%. I pentastellati però promettono battaglia, pronti ad arrivare anche al ricorso e richiedere una rivisitazione delle schede. Noi crediamo che ci possa essere da parte della Commissione una considerazione di quanto è successo e in particolar modo per il fatto che c'è una sola lista che ha sostenuto il sottoscritto. Qualora non si dovesse pervenire comunque a un riconoscimento del seggio in Consiglio regionale o dei 2 seggi sulla base del calcolo, è chiaro che l'unica strada che si presenta davanti è quella di fare ricorso. I primi di ottobre sarà formalizzata l'elezione dei consiglieri regionali e in quel momento il Movimento 5 Stelle si muoverà, se necessario, verso il ricorso. Il primo seggio in ballo potrebbe essere quello veneziano, con l'entrata in consiglio di Erika Baldin. Se non ci sarà il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, non sarà un problema del Movimento 5 Stelle, ma sarà un problema diciamo per la democrazia e per la rappresentanza delle opposizioni che fanno veramente opposizione. Non avremmo una reale opposizione.